È stato approvato all'ARS il bilancio di previsione per l'anno in corso e il bilancio pluriennale 2013-2015. È stata una seduta travagliata, quella iniziata lunedì pomeriggio e terminata all'alba di martedì scorso. Il bilancio è passato con 59 voti favorevoli, 13 invece i parlamentari che hanno votato no, 2 gli astenuti. A Palazzo dei Normanni è passata anche la legge di stabilità regionale con 56 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto. In finanziaria sono state previste numerose proroghe per i lavoratori, il sussidio per gli ex PIP. Sul fronte tagli invece sono state ridotte del 10% le indennità dei manager della sanità. A Sala d'Ercole, particolarmente discussa, è stata la tabella H, nella quale sono iscritti 136 tra enti e associazioni accreditate per accedere ai 25 milioni di euro di finanziamenti regionali disponibili. Tra i provvedimenti più discussi in aula, il salvataggio dei 3.100 lavoratori ex PIP a cui è stato garantito sussidio mensile di 830 euro fino al prossimo 31 dicembre. Anche ai 18.500 lavoratori LSU dei comuni è stata concessa una copertura finanziaria fino al 31 dicembre prossimo. Approvato un emendamento che estende le mansioni dei forestali anche alla manutenzione delle aree archeologiche, dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione, delle zone di protezione speciale, alla pulizia del demanio marittimo e dei fiumi e torrenti, del verde di scuole pubbliche, università, musei e ospedali e del verde pubblico comunale. La norma varata fissa in 205 milioni di euro la dotazione finanziaria complessiva per i forestali.